Avvocato Barè, lo scorso 13 agosto è stato nominato insieme a un'altra prestigiosa squadra procuratore della Basilica di San Marco di Venezia. Quali sono le sfide che vi siete posti per questo importante incarico e quali sono i prossimi obiettivi della vostra squadra? Sono molto grato al Ministro dell'Interno che mi ha nominato d'intesa col Patriarca di Venezia insieme ad altre 6 persone. È un incarico ovviamente del tutto gratuito, però è un incarico che chiede di provvedere alla manutenzione della Basilica Cattedrale di San Marco di Venezia e lo chiede a quella procuratoria che lo fa dal XIII secolo. Era la più alta magistratura della Serenissima Repubblica, la procuratoria, collaborava col Doge e provvedeva a questo incombente. Ovviamente oggi è un ente, organismo di diritto privato, però la nomina spetta al Ministro dell'Interno, sentito il Patriarca. E quindi l'idea di dare un piccolo contributo a un'attività che dura dal XIII secolo e che è fatta per l'eternità fa tremare le vene ai polsi, perché è una sfida altissima, però non si può tirarsi indietro di fronte a questi onori, a queste responsabilità, dato che lo si fa per il bene comune. E devo dire che ci sono altre 6 persone molto entusiaste, molto attive, che stanno lavorando, e con questo organo, che ha come primo procuratore Carlo Alberto Tesserin, che è una persona di grande esperienza e di grande equilibrio, e con questo organo si possono fare molte cose, ma non solo grazie alla procuratoria, perché ci sono una 70ina di persone che collaborano, molto motivate, e anche alcuni collaboratori esterni, per cui lo staff complessivo è importante, anche se inadeguato. Stiamo cercando dei tecnici bravi, architetti, ingegneri e geometri da assumere per rinforzare l'ufficio tecnico. Non lo sapevo, lo potevo immaginare, adesso lo so, che una macchina di questo genere è un cantiere continuo, cioè bisogna programmare per tempo, negli anni, una serie di lavori importanti di manutenzione, ma sono lavori sui quali non si può sbagliare e sono lavori che richiedono grande esperienza e professionalità, con il supporto di tanti esperti esterni, per esempio esperti nel restauro di mosaici bizantini. Adesso le sfide sono molto vicine. La prima è completare i lavori esterni per evitare che l'acqua alta ma non tanto da giustificare il ricorso al Mose, quest'acqua alta entri nell'artece e continui a impregnare i marmi antichi e a disgregarli. Quindi questa barriera esterna è di ulteriore supporto al Mose per le maree meno alte, ma comunque troppo alte per la Basilica. Sono lavori che fa lo Stato, il provveditorato alle opere pubbliche del Ministero competente, e che sono in corso e che abbiamo motivo di pensare, data la professionalità di chi le ha progettate e le sta facendo, che siano efficaci. Ma come tutti stiamo col fiato un po' sospeso. E speriamo tanto che le prime maree siano molto in là nel tempo per avere modo di completare questi lavori che sono in corso. Un'altra sfida grande, imminente, è questa. Stiamo sostituendo tutto l'impianto di illuminazione della Basilica e è un impianto molto raffinato perché i marmi riflettono la luce e quindi bisogna trovare delle soluzioni moderne che evitino questo riflesso e quindi facciano godere della bellezza dei luoghi senza abbagliare. Ma allo stesso tempo la luce di una basilica è anzitutto finalizzata al rito, alla sua funzione di culto, e quindi devono essere luci adeguate naturalmente alla funzione propria di una basilica della cristianità. Quindi è una grande sfida, stiamo per testare il nuovo sistema di luci che è stato installato e speriamo che
sia adeguato alla sfida e che piaccia a tutti, che sia così un segno di rinnovamento gradito. L'esperienza del Covid ci ha insegnato gli ingressi contingentati negli edifici della cultura e non solo. È previsto un ripensamento anche degli ingressi nella Basilica di San Marco per il futuro? Ecco, come vi state organizzando in tal senso? Lo sarà. Stiamo per attivare un nuovo sistema di prenotazione online degli accessi in modo da evitare code, evitare disagi ai molti turisti che vogliono visitare la Basilica, da diluire e programmare l'entrata nella Basilica evitando eccessive concentrazioni di persone. È un nuovo sistema modernissimo, stiamo proprio testandolo in questi giorni e dovrebbe agevolare tutti. È stato anche istituito un piccolo biglietto d'entrata, ho chiesto un piccolo contributo a tutti, molto modesto, ma chi ha esperienza di visite all'estero a musei e chiese sa che è normale, anzi forse è uno dei biglietti che si pagano più volentieri, ti dà l'idea che stai contribuendo effettivamente a salvare quel luogo. E per una macchina così complessa che ha questi costi è chiaro che è un piccolo sacrificio molto giustificato. Vi do una bella notizia che pochi conoscono. Abbiamo organizzato anche visite notturne alla Basilica programmate per gruppi ristretti e devo dire che l'emozione di essere praticamente soli nella Basilica in piena notte e di vedere accendersi le luci, uno se la porta in Giappone, in Russia e Sud America, se la porta a casa dovunque viva, perché nella vita ti capita solo lì. Quindi spero tanto che anche i nostri veneti vogliano approfittarne.